Buongiorno cari concittadini di Po, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Ad oggi alle ore 12 non sono pervenute segnalazioni di nuovi casi di coronavirus a Quattro di Po, il che è una notizia che ci fa ben sperare per il proseguo di questa emergenza, e vi invito ancora una volta tutti quanti a fare un ultimo, speriamo, sforzo in modo da contenere al massimo la diffusione di questo virus. Domani alle ore 12, su proposta dell'ANCI, davanti al municipio osserveremo un minuto di silenzio appunto per le vittime del coronavirus che non hanno potuto avere, come sapete, delle esequie normali, e quindi si è proposto ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, di osservare, mettere bandiera a mezz'asta in segno di lutto e di osservare con la fascia tricolore un minuto a mezzogiorno di silenzio, in modo da onorare tutti questi caduti e onorare anche le famiglie che sono state colpite da questi lutti. Quindi domani faremo questa piccola cerimonia, purtroppo riservata, purtroppo informale, a cui non potete partecipare, ma che però è un segno importante e tangibile di vicinanza con tutte queste famiglie colpite dai lutti. Dopo è già iniziata da martedì della settimana scorsa una prima pulizia con disinfettante delle strade da parte di Ecoambiente, che usa un disinfettante battericida emulsionabile in acqua, che serve appunto per fare una prima pulizia delle strade. Inoltre la provincia di Rovigo la settimana scorsa ci ha scritto e ci ha chiesto di indicare determinate aree più sensibili, dove c'è più passaggio di persone, in modo da poter anche lì programmare una sanificazione periodica, magari un po' più puntuale per queste aree, come possono essere ad esempio i marciapiedi. Ieri sera, sabato sera, c'è stata la conferenza stampa del Presidente Conte, che ha annunciato quelle che saranno le nuove direttive per questi giorni. È stato promulgato un nuovo decreto che però riguarda i comuni e il fondo di solidarietà, quindi i trasferimenti statali da parte dello Stato, che non sono stati aumentati di 4 miliardi ai comuni, ma semplicemente la somma viene anticipata ai comuni, quindi la tranche che veniva prima erogata ai comuni a maggio, fine maggio, verrà erogata a fine aprile o aprile, che questo serve ai comuni per avere liquidità, perché altrimenti non avremo disponibilità economiche in cassa per nessuna attività. Quello che c'è di nuovo è però che il governo ha deciso di stanziare 400 milioni per tutti i comuni d'Italia, e che vuol dire per i comuni di Po, è arrivata la cifra ieri, sono 57.000 euro. Adesso stiamo tentando con anche le altre amministrazioni di trovare una linea comune su come erogare questi fondi, perché comunque bisognerà dotare di adeguati strumenti e vorremmo farlo nel più breve tempo possibile, quindi nel giro di 3-4 giorni. Quindi non affannatevi a chiamare per chiedere indicazioni su come fare accedere a questi contributi. Stileremo un protocollo, delle linee guida, un vademecum, e dopo ne daremo opportuna conoscenza sia sul sito internet che sulla pagina Facebook, che anche con i comunicati quando tutto sarà pronto, in modo da poter agire nella maniera più tempestiva possibile. La consegna delle mascherine è quasi terminata, sono rimaste una decina di vie, la zona industriale, bar artigianale, più qualche altra via. Quasi tutte le altre sono state completate. Oggi vi pubblicheremo l'elenco delle strade che sono state fatte tra sabato e domenica, perché l'attività è continuata anche ieri. Oggi non ci sarà consueto consegna delle mascherine da parte della provincia di Rovigo, perché c'è un giorno di stop. Presumiblemente riprenderanno da domani. Ieri sono arrivate le ultime 1150 mascherine, che sono già pronte per essere distribuite appunto oggi, hanno già iniziato questa mattina, in modo da chiudere la consegna a tutti i nuclei familiari di 2 mascherine a nucleo familiare. Quando avremo anche le altre relative a una mascherina per ogni abitante, distribuiremo anche le altre. Questo è, come si eravamo detti, è stata una prima consegna per riuscire un po' a rispondere alle esigenze di tutti, e dopo completeremo con le altre. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento di aggiornamento. Grazie a tutti e buona giornata.